Giacomo De Martis, ogni gara mette in palio 3 punti, sono tutte diciamo importanti, però questa in particolar modo per come l'avete vinta e soprattutto perché arrivava dopo la sconfitta in casa ha un particolare sapore, perché restituisce quella forza del gruppo che per voi è importante per poter ambire a risultati importanti questa stagione. Certamente è stata una partita veramente difficile, di alto livello, perché la contrapposizione avversaria era veramente importante. La Nuorese è una squadra forte, lo ha dimostrato, ha un allenatore importante che comunque ha preparato sicuramente bene la partita. Il nostro approccio oggi è stato assolutamente all'altezza. Si è visto da parte del gruppo assolutamente l'atteggiamento di voler portare a casa il massimo risultato, poi la mentalità condivisa, diffusa dentro tutti gli elementi sicuramente poi porta a questi risultati. Siamo contenti perché sì, la partita di domenica scorsa ci ha fatto del male e soprattutto ci ha dato comunque qualcosa in più sotto il profilo proprio della mentalità che oggi si è vista e niente, sono contento assolutamente della prestazione. Ecco Giacomo, nella primissima parte del primo tempo, bene la Nuorese, state soffrendo come è giusto che si faccia quando c'è un incontro, uno scontro con grandi squadre e poi avete colpito. Al di rientro negli spogliatoi, subito il 2-0. Poi il 2-1 è stata una fase di sofferenza, eravate con l'uomo in meno, però poi è arrivata la grande giocata di Magia. Sì, 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 ma in questo campionato bisogna allenarsi a saper soffrire anche perché c'è grandissimo equilibrio da parte di alcune squadre che hanno ambizione e hanno costruito degli organici importanti, come lo ha fatto la Nuorese. Oggi siamo stati molto bravi nell'interpretazione della partita perché siamo stati corti e poi niente, abbiamo fatto male sul campo aperto che comunque era la condizione che io avevo richiesto per qualità dei singoli da parte nostra. L'abbiamo fatto sicuramente bene, le occasioni sono state diverse secondo me. Forse in 11 contro 11 superiori quelle dell'Ossese e poi niente, gli approcci dentro tutti e due i tempi sono stati positivi, poi ci siamo complicati la vita con l'espulsione, questo è vero, però anche lì abbiamo tirato fuori il massimo perché ci volevamo proprio questo risultato e la squadra l'ha portato a casa. Dal centrocampo in su tanti giocatori offensivi non è facile fare le scelte, ovviamente siete una rosa importante, te lo chiedo perché poi dopo il gol di Macia si gira, fa vedere il numero di maglia a chi ha il mister. Ma assolutamente, ma sono contento, anzi se le risposte Sono di di questo tipo. questo tipo, ma guarda, digerisco anche il niente, Sei stato, l'andare a quel sei paese, stato non è un problema. calciatore, capisci certi Sì, sì, momenti, sì, no? sì, no, 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 va bene, io sono contento di tutti e so benissimo che anche chi magari non è arrivato al gol oggi ha fatto molto bene e presto arriverà il suo momento sicuramente. Avevi in panchina un'altra bocca da fuoco, niente male, come Risai, forse se la gara fosse rimasta 11 contro 11 si poteva già vedere il suo esordio. Certo, sì, vabbè, è entrato dentro il nostro gruppo questa settimana, forse era prematuro rischiarlo già da oggi, sicuramente è un giocatore di grande esperienza, cioè il suo trascorso comunque non lo devo raccontare, ci darà sicuramente quella mentalità no, che è dentro la sua storia, che può essere importante sicuramente al nostro organico. Ultima domanda, prossima gara in casa state vincendo e perdendo, lì va cercata la continuità, arriva il Barissardo, 7 sconfitte di fila, però è quello forse il tranello più grosso. La partita più difficile assolutamente. Cerchiamo e ci lavoriamo sopra per farci trovare pronti e preparati perché non bisogna assolutamente sottovalutare nessuno. Quindi adesso ci riposiamo domani e poi martedì iniziamo a preparare quella gara. Grazie Giacomo, in bocca al lupo. Grazie mille a te.